Buonasera a tutti, saluto Lisa, saluto il sindaco a cui ho consegnato un attimo fa la bandiera di Città del Vino. Complimenti per essere entrati in questa grande famiglia delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Facciamo parte delle Città del Vino dell'Italia, dove oltre 450 comuni aderiscono. A livello regionale siamo ben 25 i comuni che aderiscono a Città del Vino e quindi ben arrivati. Siamo un'associazione in crescita a livello nazionale e lo siamo anche a livello locale. Cosa facciamo? Cos'è Città del Vino? Città del Vino è un'associazione che nasce nel 1987, in un momento particolarmente delicato per la viticoltura e l'enologia nazionale. Si parlava dello scandalo del metanolo, momento difficile, il momento in cui comuni e sindaci si sono messi assieme per sostenere il movimento della enologia a livello nazionale. Negli anni l'associazione è cresciuta a fianco ai viticoltori e ai produttori per valorizzare i territori del vino, per promuovere le azioni a livello locale, promuovere a livello di promozione turistica, per valorizzare appunto i territori del vino. I progetti che abbiamo portato avanti nel tempo sono molteplici, ma ne voglio accennare solamente alcuni, quelli del paesaggio, quello della valorizzazione dei paesaggi del vino. Un progetto importante è stato anche quello che abbiamo portato anche a livello regionale, quello delle strade del vino. Abbiamo collaborato con l'amministrazione regionale per ridefinire, riscrivere una legge, quella delle strade del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, e quindi siamo orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti. Le iniziative che anno dopo anno le città del vino promuovono a livello nazionale sono sposate anche a livello locale. Cito in particolar modo Calici di Stelle. Calici di Stelle quest'anno è caduto in un anno particolare, lo sappiamo tutti. Abbiamo comunque deciso che dovevamo, anche perché era doveroso da parte nostra, stare a fianco, continuare a stare a fianco come l'abbiamo fatto nel momento della nascita di questa associazione, dobbiamo stare a fianco ai nostri viticoltori, e per questa ragione abbiamo pensato di promuovere anche quest'anno, dopo molti anni, Calici di Stelle, un'iniziativa che facciamo a fianco al Movimento Turismo del Vino. Quest'anno ben 16 comuni hanno aderito con ben 19 manifestazioni e 150 aziende che hanno partecipato al nostro fianco. Quindi un'iniziativa importante in un momento particolare e che ci hanno dato grande soddisfazione. Questa cosa l'abbiamo sottolineata recentemente a Gradisca di Sonzo, un incontro che abbiamo fatto a completamento, a chiusura di Calici di Stelle, dove era presente anche il nostro presidente Floriano Zambon, che ha sottolineato la crescita di Città del Vino della nostra regione e ci ha ringraziato anche per il lavoro che stiamo facendo. Quindi l'ingresso di Povoletto è un altro tassello importante del percorso che stiamo facendo. I progetti in essere sono diversi. Povoletto so che vuole partecipare alla giornata europea dell'enoturismo. Anche questo è un'iniziativa che si svolge anno dopo anno nel mese di novembre, e quest'anno avrà l'adesione sia di Povoletto che di Duino Euresina. Duino Euresina, fra l'altro, grazie anche al sostegno di tutte le città del vino del Friuli Venezia Giulia, si è candidata a Città del Vino 2021. Questa è una nuova iniziativa di Città del Vino per il primo anno, eleggerà anno dopo anno, diciamo, una città, e attorno a questa città ci saranno le varie manifestazioni. Noi ci auguriamo che Duino Euresina la spunti, anche perché ha fatto un progetto importante che coinvolgerà tutto il territorio regionale delle città del vino. Un'altra cosa importante, è un progetto che Città del Vino del Friuli Venezia Giulia ci sta pensando da alcuni anni. È un progetto sulla sostenibilità.
E quando noi parliamo di sostenibilità, ben inteso parliamo di una sostenibilità che è ambientale, ma è una sostenibilità anche economica e sociale. È un tema molto ricorrente, è un tema che è molto caro alle città del vino a livello nazionale. Ci sono state delle esperienze sia nel Veneto che in Campania su questo tema. Sostanzialmente il progetto vuole giungere alla definizione delle linee guida per redigere i regolamenti di polizia rurale, quindi uno strumento in mano ai comuni città del vino. È un tema, come dicevo, importante perché la sensibilità nei confronti della salute del cittadino aumenta sensibilmente nelle popolazioni. È nostro dovere riuscire ad ascoltare quelle che sono le esigenze del cittadino, ma altrettanto è nostro dovere far sì che il produttore abbia la possibilità di operare sul territorio. Quindi dovremo avere la capacità di trovare il giusto compromesso fra quelle che sono le esigenze del cittadino, ma anche quelle che sono le esigenze del viticoltore che opera sul territorio. Sarà un progetto che porteremo avanti assieme naturalmente ai diretti interessati, quindi alle associazioni di categoria, ai consorzi di tutela, quindi ai viticoltori. Ecco, sappiamo che è un tema molto sensibile, ma crediamo che sia nostro compito da amministratori locali portarlo avanti. Avremo, e ce l'ha già sottolineato, il sostegno anche della nostra regione appunto per questo progetto. Quindi le città del vino ci sono, le città del vino hanno una grande progettualità, quindi mi fa piacere ancora una volta e sottolineo il fatto che anche Povoletto sia entrata o sia rientrata a far parte di questa associazione, perché credo e sono convinto che abbia le carte in regola per farne parte. Le città del vino e Friuli Venezia Giulia sono molto coese, devo dire che ci incontriamo molto spesso e io credo che se Lisa sarà la delegata per il comune di Povoletto sia a fianco a noi per portare avanti i progetti che abbiamo in mente. Grazie.